Siamo nel laboratorio di sala e vendita e qui insegniamo ai nostri studenti a riconoscere le verdure, e le verdure sono del nostro orto. Abbiamo deciso di presentare le verdure che ogni giorno ci portano dall'orto nei nostri laboratori, che sono il radicchio, il cavolo nero, i finocchi, i carciofi nella stagione giusta. E tra poco avremo anche altre orto, quindi vuol dire anche patate e qualcos'altro. Che cos'è questo? È un'attività in cui insieme al nostro studente abbiamo creato delle piccole decorazioni, perché vogliamo che l'ospite prenda subito la sua conoscenza dell'abilità che abbiamo noi nel ricercare le verdure, un po' di presentazione nell'adoballo. L'arte di incidere è una delle esperienze che i ragazzi fanno. Il fatto di incidere è solo un esempio di che cosa vuol dire lavorare con un po' di abilità e creatività, ma non solo questo. Noi nel laboratorio ricreiamo tutte le situazioni tipiche della ristorazione e del bar. In questa zona al mattino abbiamo la preparazione di caffetteria, la preparazione dei cocktail, a seguire vengono sempre fatte preparazioni di prodotti da forno, dalle focacce, il nostro pane di Adi alla ciabatta, oppure la preparazione di vari tipi di impasti da forno, torte salate e altro. Poi entriamo nei laboratori. Il laboratorio è è un luogo in cui si impara a ricevere il cliente, a ricreare un ambiente, e gli studenti mettono a punto la mise en place. È quella fase particolare in cui si prepara la tavola.